Eccoci, buongiorno a tutti. Noi del Comitato di Spinea richiediamo per l'incontro del 14 con il sindaco Chechin e con la Regione Veneto tre punti importanti. Da una parte, come abbiamo già avuto modo di dire, richiediamo la fermata regionale veloce nelle stazioni di Spinea e Salzano Robegano. Nel caso in cui non fosse possibile, richiediamo un riconoscimento importante della stazione di Spinea, perché l'utenza che serve la stazione di Spinea è più importante numericamente rispetto a Maerne e Salzano Robegano, e di conseguenza richiediamo che almeno nel caso in cui saltasse la navetta, e ripeto almeno, il regionale veloce si fermi nelle stazioni di Spinea. L'utenza ha più volte sottolineato l'esigenza di avere 3 treni ogni ora. Questo perché anche prima questi convogli permettevano di diluire e ammortizzare in qualche modo il traffico, ora concentrato solamente su poche navette. La seconda cosa, nel caso in cui venga accettata e in qualche modo passata la prima, è una distribuzione continua delle navette, un vero e proprio orario cadenzato che permetta una distribuzione coerente del traffico e dei pendolari. Ultima cosa, la possibilità che le navette vengano previste anche nei periodi non scolastici. Questo perché? Perché i pendolari, sfortuna o fortuna loro, vanno a lavorare anche nei periodi non scolastici e nei festivi, e di conseguenza la non previsione di queste navette in tali periodi comporta davvero un grosso problema. Questo è quanto. Chiediamo all'amministrazione comunale di coinvolgerci attivamente. L'amministrazione si è già dimostrata sensibile su questo tema e continuare a farlo. E chiediamo soprattutto alla Regione di dare maggiore importanza a questa linea che si ritrova tutt'oggi a binario unico, mentre a 20 km da qui stiamo pensando all'alta velocità. Un saluto, Comitato Pendolari Spinea.